tutti, ringrazio tutti, ma andando velocemente al dunque, io proverò prima a raccontarvi cosa ho visto io in Val Venosta, un caso che è stato più volte citato oggi, molti di voi conoscono, hanno sentito nominare, cercherò di mostrarvi cosa ho visto io in Val Venosta. Io sono un urbanista, ci sono stato tre volte per lavoro e con la famiglia, ho cercato di capire che cosa c'era di interessante lì per uno come me, però che guarda la città e il territorio, non solo uno specialista di treni e di ferrovie. E poi cercherò di dirvi ancora più rapidamente che cosa possiamo forse imparare da questa vicenda. Allora, la Val Venosta, molti di voi la conoscono, c'era questa lunga linea, anzi c'era questa linea ferroviaria, un secolo di vita anche quella, più o meno come la nostra. Era una linea che anche quella, come la nostra, come quella di cui stiamo parlando, che viviamo pieno giorno, in fondo era una linea pensata per lunghi viaggi, non era la ferrovia per vivere di Val Venosta. Era una ferrovia che era stata portata lì da stati lontani, no? Tutto sommato da Vienna o come qui da Roma, cioè serviva per altre cose, non per la vita quotidiana dei venostani. Una ferrovia come la nostra che ha avuto una lunga agonia finché è stata dichiarata ramo secco e chiusa. Lo Stato italiano sostanzialmente ha detto non mi serve più. Un lungo dibattito, lunghi confronti, lunghe discussioni in quel territorio finché lì hanno deciso di prendersela in carico, inventarsi in qualche modo, anche questa è una vicenda nota che molti di voi esperti di treni e ferrovie conoscono bene, no? Si sono inventati gestori, non solo non progettare ma anche gestire una ferrovia. Quindi quello che noi vediamo oggi andando in Val Venosta è sicuramente un lavoro diligente che è stato fatto, un buon lavoro tecnico, per esempio armamenti rifatti, massicciate rifatti, una buona scelta dei treni, cose non semplici, non banali, no? Se sbaglio il tipo di tracciato, se sbaglio il tipo di mezzo. E quindi oggi noi tutti possiamo andare lì e cogliere un caso che funziona, molta gente diversa che usa il treno per scopi diversi. Quindi appunto il treno come un caso di successo. Tanto di successo che è diventato appunto un luogo che si va a visitare anche perché c'è il treno, no? Si fa turismo per andare fin lì. Un treno che funziona bene, ci si entra bene in bicicletta, ci si entra bene con i bambini, con la carrozzina, con il bambino in braccio, appunto cose molto semplici ma sta a livello del marciapiede, è molto ben connesso con la ferrovia. È un treno panoramico che appunto è diventato sorta di vetrina per godersi il paesaggio della Val Venosta. Anche qui però una cosa non banale, la scelta della grande vetrata, più grande possibile, arrivando a modificare il treno per ottenere un vetro panoramico, no? Non una cosa anche questa, può sembrare banale, ma probabilmente questa famiglia non sarebbe lì in treno se il treno fosse fatto diversamente. E quindi da queste prime immagini possiamo dire che sembra una bella storia di un treno, di una ferrovia ben fatta, che ci ricorda l'importanza della partecipazione con i cittadini, ma anche di buone scelte tecniche. Ma se poi guardiamo più da vicino questo spazio del treno, ciò che è stato costruito all'interno del treno, notiamo qualcos'altro. Per esempio, che sono state, come appunto, c'erano le vecchie stazioni, ma sono state ristrutturate, riusate, sono stati risistemati i vecchi depositi, ma sono stati anche aggiunti piccoli altri elementi lungo queste stazioni. Spesso oggi queste stazioni non servono nemmeno più come stazioni, le vecchie stazioni sono chiuse oppure sono state date in gestione delle associazioni sportive, gli anziani, qualsiasi altra cosa, perché tutti noi oggi quando andiamo a prendere il treno al limite, la cosa migliore che vorremmo è che non ci fosse nemmeno la stazione, vorremmo arrivare a trovare il treno, perché non ho minuti da perdere, ma vado qui in stazione per aspettare 2 ore il treno che mi deve portare a Roma o oltre confine a migrare, speriamo, no? Vado al treno perché devo correre al lavoro, devo fare una pratica, devo andare a trovare qualcuno. Quindi la stazione in quanto tale oggi forse è una cosa diversa da quella del passato. È un luogo dove mi siedo, mi riparo dalla pioggia, appoggio la bicicletta, faccio il biglietto se del caso, piccole cose rapide. Però tutti questi elementi, lo stesso colore, stessi materiali che si ripetono, il progetto unitario dall'inizio alla fine, sono diventati un elemento caratterizzante del paesaggio. Sono in Val Venosta anche perché sto dentro a questo tipo di paesaggio. Scorro velocemente perché il tempo è veramente poco, no? Però trovo sempre le stesse cose, il muro arancione, l'acciaio, il legno, il posto per la bicicletta vicino, qualcosa di riconoscibile, qualcosa anche di confortevole, di comodo, cose semplici, mi riparo dalla pioggia, ma anche bello tutto sommato. Guardate questa, la combinazione tra la vecchia stazione ristrutturata, la nuova pensilina per la protezione della bici, il vecchio albero che rimane lì con le sue foglie colorate, piccole cose ma che costruiscono un ambiente sicuramente di qualità.
Anche i vecchi depositi, che a volte sono riutilizzati, a volte no, però sono semplicemente risistemati, non occorre spesso, come dire, che ci sia qualcosa da fare, ma sono ben tenuti. Quindi qua riconosciamo anche una buona qualità del progetto, degli elementi che compongono l'ambito della stazione, potremmo dire anche un buon progetto architettonico di questi spazi. Ma se poi guardiamo con attenzione troviamo qualcos'altro, un po' alla volta scopriamo che questi edifici, oppure questi, sono i depositi di biciclette o le ciclofficine dove andiamo a noleggiare o trovare informazioni, cioè non sono solo delle scatole vuote. Troviamo che vicino al treno posso andare in bicicletta. L'andare in bicicletta mi fa anche ricordare che in fondo anche il treno ha costruito il paesaggio, quindi non è solo un elemento che ha deturpato, rovinato, no? Il treno in se stesso, la ferrovia, la stazione, il ponte, è un elemento che ha costruito il paesaggio. Troviamo che i contadini hanno cominciato a capire che forse lungo i tracciati ferroviari, vicino alle ferrovie, se metto lì del succo di frutta riesco a farmi conoscere al mercato, a vendere qualcosina di quello che produco, che un gestore di un bar che sta dentro il paese comincia a capire che forse devo mettere l'indicazione del bar chill out zone, cioè si è data anche una lo devo mettere pensando che il turista che arriva è anche quello che è legato alla bicicletta al treno, non solo al giovane in bicicletta in automobile che cerca il bar. Insomma, trovo qualcos'altro, ma potremmo pensare, qualche volta lo pensiamo, chi come me, amante della bicicletta o del treno, pensa alla Valle Nostra, bici-treno, chiuso, questo è il binomio che spesso no, ma se guardiamo bene troviamo altro, scopriamo che lungo visto che c'è anche la fiera qui fuori oggi, lungo la Valle Nostra, per alimentare questo paesaggio sono state costruite altre cose. Allora l'associazione di amanti del ferromodernismo ha aperto una specie di museo del plastico della Valle Nostra, del plastico dell'Alto Adige, no? Il trenino stesso della Valle Nostra, per chi da voi è appassionato di ferromodernismo lo sa bene, è diventato esso stesso un oggetto di culto, no? Viene venduto a caro prezzo ed è diventato un oggetto che fa tendenza, no? Lungo il tracciato troviamo altri elementi che attirano, tanto che nelle guide turistiche della Valle Nostra ormai, no, viene associato, vieni in Valle Nostra, lo dico io, traduco così, vieni in Valle Nostra perché troverai l'ancestrale e il moderno, no? Dalla transumanza al treno moderno. Vieni in Valle Nostra perché potrai fare di tutto, dal deltaplano, oggi sei in montagna per fare di tutto, no? Una pluralità dei funghi al deltaplano, dal rafting al canoa, eccetera. Vieni in Valle Nostra proprio perché c'è anche il treno, no? Un elemento caratterizzante. Tanto che la copertina della guida turistica della Valle Nostra di qualche estate fa era questa, oppure io l'ho trovata fantastica questa, è una cartolina che ho acquistato in Valle Nostra. Guardate come il treno, come dire, ha spinto via i castelli e le ville e ha detto un po' alla volta, sono io la cosa che dovete venire a vedere in Valle Nostra. Certo abbiamo i castelli, i giardini, il paesaggio, le montagne, ma in mezzo ci sono io. Vuol dire che è riuscita la cosa, no? Se addirittura ha scalzato gli emblemi del turismo, ovviamente lui fa parte di quel paesaggio, non è altra cosa, è dentro, no? Parte integrante del paesaggio, delle mele, dei castelli. Allora qui però, se vado avanti, no? Posso dire che è un marketing territoriale, ma è forse qualcosa di più. Trovo la ferrovia, le stazioni, la pista ciclabile, il turismo, ma trovo qualcos'altro ancora di interessante. Trovo l'interscambio, più volte oggi è stato citato, abbiamo visto anche per adesso il video, no? Funziona la stazione come interscambio. La stazione come luogo di incontro, in stazione trovo il turista, ma trovo anche il benostante, cioè è il bar della stazione che è diventato uno dei luoghi centrali di quelle località. Il bar, non so se siamo ancora in sala, parlavamo prima degli studenti, il bar, l'idea che al bar della stazione possa entrare anche senza consumare, diventa come sala d'aspetto, il freddo, la neve, la pioggia, l'idea che il bar della stazione diventi. Tanto è vero che oggi io notavo, non ho fatto una indagine statistica sociologica un po' approfondita, ma posso dire che notavo molti ragazzi che si incontravano nelle stazioni ferroviarie, ragazzi di diversi paesi che evidentemente trovano nella stazione un posto interessante, in mezz'ora, in 10 minuti, da un paese all'altro, e la stazione è diventata il luogo dove ci incontriamo per cominciare. Allora conosciamo la stazione come luogo pubblico, come luogo di incontro, come luogo civico della città. Guardando ancora più vicino e guardando dal mio punto di vista, ripeto, io sono un urbanista e guardavo come la stazione e la ferrovia aveva cambiato anche il modo di vivere questi luoghi, trovo cose interessanti. Guardiamo da vicino due casi rapidissimamente. Uno è Schluder, un paese.
Sluden è questo fino diciamo, la ferrovia è qua, la vedete qua, con la vecchia stazione e il centro antico qua. Quindi qua ecco qui la stazione e il centro antico. Fino a qualche anno fa la situazione era questa, l'area pedonalizzata del centro, delle piazze dove si faceva shopping, si cammina, e qui la ferrovia al di là della statale, al di là del traffico, quindi non completamente connesso. E questa che era una scuola e l'altra scuola affacciate sulla statale. In pochi anni cosa è stato fatto? È stata aggiunta un nuovo elemento, un centro civico con cinema, poi che è diventato l'elemento che ha collegato tra di loro le scuole, quindi è diventato tutto un plesso scolastico questo, che però oggi non è più affacciato sulla statale, ma è affacciato su questo spazio pubblico che vedete qui, eccolo qua, è collegato alla stazione da questo attraversamento, quindi stazione, scuole e centro urbano sono diventati un sistema integrato con i suoi parcheggi. Queste sono le scuole nuove, il centro civico nuovo di collegamento, la sala mensa, il parcheggio, e le scuole ormai non si rivolgono più alla statale, alla strada, i ragazzi, il bambino, il giovane, no? Non va a scuola portato in automobile, va a scuola probabilmente o col pullman o col treno ed è collegato direttamente al sistema pedonale del centro città. Questo è ciò che mi ha affascinato di questo. Guardiamo un altro caso, il caso di Laces, simile, questa è la stazione, questo è il centro urbano, questa è la stazione, questa è la piccola frazione che c'è di là e questo è il centro urbano. Questa era la situazione, la stazione, di là c'è un piccolo torrente, una frazione, il cimitero che è anche un attraversamento e il sistema delle piazze centrali. Recentemente si è deciso di fare il centro civico, è stato fatto qui il centro civico, riusando, ristrutturando, riammodernando, ampliando un vecchio edificio. Cioè, una volta che si è deciso di investire sulla ferrovia, poi si è deciso che il centro civico, la biblioteca, non andava fatta lì o chissà dove, lontano, dovendoci andare in macchina. Diventava un perno tra la ferrovia e il centro urbano. Tanto che oggi è questo l'attraversamento, il modo di vivere il paese, no? Si va da un punto all'altro e si collegano questi elementi, appunto attraversando il piccolo torrente con una passeggiata si arriva alla stazione, la stazione che è diventata un luogo di incontro, appunto come dicevo, dei ragazzi, mentre magari aspettano l'autobus per andare, questo è un nuovo edificio aggiunto alla vecchia stazione, si attraversa il centro civico nuovo, il centro culturale della cittadina, si attraversa il cimitero che è anche una passeggiata. In molti paesi del nord il cimitero non è un luogo esterno, ma fa parte della città. E oggi anche l'Aces, anche grazie alla stazione, quindi questi elementi sono connessi. A questo punto spero che sia chiaro che per me non mi interessa solo il treno o la stazione in sé, ma mi interessa il fatto che qui si è cercato, si è riuscito a tenere insieme molte cose. Più progetti, il treno, le stazioni, i percorsi ciclopedonali, i parcheggi, il trasporto pubblico, le scuole, le attrezzature, le piazze. Cioè ci troviamo di fronte a una politica pubblica che a partire dalla mobilità e dal treno ha reinventato e ha riattivato un territorio. Allora, come schema potrei dire c'era una ferrovia, c'era un paese, quello che è stato fatto è comprare un buon treno, ristrutturare le vecchie stazioni, aggiungere se del caso quello che serve di nuovo, inserire lì delle nuove funzioni, per allargare l'edicola, ma se serve un centro civico o l'associazione, oltre che i parcheggi e il noleggio bici, costruire sì certo la pista ciclabile, aggiungere lì le nuove funzioni urbane di cui abbiamo bisogno e non occupare altro suolo lontano, anzi far questo diventare il perno tra la stazione e il paese, pedonalizzare quando serve o comunque collegare bene questi due spazi. Pensate, io sono venuto qui in treno, non so quanti di voi sono venuti in treno, ma venire dalla stazione a qui a piedi, certo che si può fare, tutto si può fare, ma certamente non è uno spazio piacevole, no? Semplice, devi saperlo, devi stare attento, non c'è un marciapiede, devi rischiare perché sei sulla statale a tuo rischio e pericolo. Insomma, piccole cose, ma forse una città anche come Longarone, no, il rapporto tra il treno e Fiera dovrebbe essere, come dire, più valorizzato, no? Maggiore qualità, ma pensiamo, chi di voi conosce bene Ponte nelle Alpi, la stazione di Ponte nelle Alpi, quando sei lì ti domandi dove sia Ponte nelle Alpi, no? E cosa c'è attorno, ma anche Calalzo, chi di voi ha provato ad andare dal centro di Calalzo al lago di Calalzo a piedi, io dopo ci ho provato, insomma, perché frequento queste montagne da molti anni. E insomma, qui questo però vuol dire dare vita a questa cosa. Se moltiplichiamo questo sistema per la valle otteniamo un effetto interessante. Allora quello che mi interessa è che appunto per me questa è una sorta di politica di welfare. Questo l'ho definito in questi anni, mi sono occupato un po' di questi temi, cosa voglio dire welfare nella nostra città. Per me questa è una politica di welfare, cioè come trasformare una politica pubblica in materiale che migliora la nostra vita quotidiana nelle città,
nostro modo di dire. Una storia che dove non vedo solo tanti soldi spesi, ma vedo soldi spesi bene, in maniera coerente, appunto. È troppo facile dire che gli hanno i soldi, il problema è che li hanno spesi in una certa direzione e non in altre. E a questo punto possiamo domandarci, se mi date altri 5 minuti, che cosa possiamo imparare da noi, andando oltre questo bel caso studio che tutti conosciamo, tutti più o meno ormai abbiamo imparato a conoscere. Allora, uno, dovremmo appunto cominciare a riconoscere bene alcune caratteristiche del nostro territorio, non che ve le ricordi alcune, però se da un lato è il territorio che va da un sito UNESCO all'altro, no? Venezia, Cortina, Venezia, Dolomiti, spesso si dice, beh, questa ferrovia potrebbe essere ferrovia delle cosiddette crociere su ferro, no? O cose di questo tipo. Però è un territorio affascinante nostro anche per altre cose, per esempio potrebbe essere la ferrovia dei distretti, cioè, nel senso che questo territorio non è solo un territorio del turismo, noi dobbiamo essere anche orgogliosi di essere una delle regioni, come dire, del lavoro, della produzione, no? Siamo in una cittadina che non è solo una cittadina di montagna, è una cittadina dove si lavora e si produce, lo stesso l'occhialeria nel Cadore, piuttosto che le grandi aziende a Vittorio Veneto, Conegliano, insomma, è un territorio dove alcune grandi marche internazionali ci stanno e investono tantissimo, no? Del loro capitale. È un paesaggio costruito dall'uomo anche, non è un paesaggio solo naturale, lo sappiamo bene, dove siamo oggi, ma è un paesaggio che sembra, un territorio che sembra, almeno da qualche anno, dà segnali di voler cambiare un po' direzione anche di sviluppo. Questa è una pagina che avevo trovato dal giornale di Cortina, dal quotidiano di Cortina, un paio di estati fa, no? Quando Cortina cominciava a pensare che forse era il caso di darsi anche un'altra immagine internazionale, no? Non più solo i SUV, ma anche qualcos'altro, copiando poi St. Moritz, Zermatt per esempio, in questi anni sono andati in direzioni molto molto diverse, no? Allora è una regione dentro la quale forse alcuni segnali ci dicono stiamo cambiando appunto direzione di sviluppo. Cito sempre questa cosa, noi in Italia spendiamo, sembra, secondo le statistiche, circa 8.000-9.000 euro all'anno per gestire un'automobile. Pensiamo a un'epoca di crisi come questi, 8-9.000 euro, quanto utile potrebbe essere a un giovane oggi, se investiti, non so, per iniziare un'attività commerciale, artigianale. 8.000-9.000 euro ci si può fare un buon master, io vengo dall'università e quindi cerco anche di vendere quello che faccio, ma voglio dire, quante cose potrebbe una famiglia per avviare al mondo del lavoro il proprio figlio spendere, no? Fare con 8-9.000 euro all'anno, se piuttosto si spende l'automobile avessimo un sistema di mobilità pubblico più efficiente. Non dico che tutti possono farlo, ma una quota forse sì, potrebbe fare. Quindi nulla contro in assoluto contro l'automobile, ma no, è quello che cominciare, soprattutto in un periodo come questo, pensare come spendere meglio i nostri soldi. In una fase dove una grande crescita che abbiamo avuto anche in termini di edilizia, no? Abbiamo costruito tantissimo. Negli ultimi 70 anni nel nostro paese abbiamo costruito più di quanto abbiamo fatto in tutti i secoli passati. No? In 70 anni abbiamo costruito, lo sappiamo bene, anche qua senza demonizzare quello che abbiamo fatto, però insomma, adesso siamo in una fase invece di declino, no? Anche immobiliare, di costruzione di capannoni e case, forse dobbiamo cominciare a pensare appunto di riciclare quello che abbiamo. Queste sono solo immagini evocative di una ricerca che sto portando avanti con i miei colleghi proprio sull'idea del riciclo inteso come avvio di nuovi cicli di vita in territori che hanno già molte cose sedimentate e costruite. Per esempio tutto quello che vedete in rosso e nero qui sono edifici o luoghi, spazi nella pianura centrale veneta che in qualche maniera sono vuoti, semi-abbandonati, in attesa di diventare qualcos'altro. No? Siamo pieni anche nella nostra regione di materiali che possiamo riusare. Pensiamo ai tanti capannoni che già oggi sono oggetto di processi di recupero, no? Non solo abbandono, ma per fortuna insomma segnali di riuso e di recupero. Pensiamo a come possiamo reinventarci appunto spazi come questi. Questa è la stazione di Calalzo che molti di voi conoscono, una fotografia tristissima che ho fatto in agosto del 2013, era un pomeriggio, stavo cercando di andare a piedi da Pozzale, dove io faccio da molti anni, da quando ero piccolo le mie vacanze, da Pozzale al lago con figlio e nipotini, da Pozzale a Calalzo tutto bene, da Calalzo fino alla stazione così, dalla stazione andare al lago a piedi è un'avventura, no? E alla stazione trovi in pieno agosto, come dire, uno spazio desolato, no? Come dire, è un grande patrimonio, grandissimi spazi, grandissima potenzialità, ma... Allora un piccolo esercizio che abbiamo fatto per esempio sulla Valle Pisina, parlando di territori
come dire, che devono cercare di trovare un loro nuovo ciclo di vita, no? Che hanno finito un'epoca in qualche modo. La Val Albisina l'abbiamo scelta perché quasi simbolica, perché l'autostrada che sembra appesa al cielo rispetto al territorio, no? L'autostrada sembra sospesa lì, se avessimo potuto l'avremmo costruita proprio con dei palloncini che la sorreggono, no? E il territorio è sotto e non ha quasi più funzione, non si capisce bene che cosa, no? Fa. Allora abbiamo cominciato a vedere appunto il tanto materiale desueto, abbiamo chiamato così, tanti metri cubi di case, capannoni, spazi che abbiamo costruito e che sono lì effettivamente, a volte non sono più nemmeno un patrimonio, no? Molte di quelle case sono difficili da riusare, per esempio molte case che abbiamo costruito affacciate sulla statale, costruite negli anni 50, 60, pochi di noi oggi andrebbero a investire su quel patrimonio immobiliare, ha ragione, cioè che cosa farsene, no? Allora partire da lì per dire, faccio veramente breve, non ho tempo di illustrare questi esercizi progettuali che abbiamo fatto e che stiamo facendo, ma mi serve solo per dire, appunto, dobbiamo ripartire da questo materiale per immaginare nuovi avvii, dove il treno e la nuova stazione, il nuovo treno possa essere uno degli elementi, uno dei semini con i quali far ripartire un territorio, perché appunto, ripeto, io sono un urbanista, non mi interessa il treno in sé, la stazione in sé, il treno, ma capire cosa potrebbe far ripartire, immaginando che abbiamo bisogno di immaginare appunto anche nuove economie e soggetti sociali, no? Appunto, chi potrebbe fare che cosa, quali tipi di soggetti sociali possiamo riattivare. Quali tipi di turismi, forse qualcuno dopo di me parlerà del turismo, di quali forme di turismo abbiamo in mente quando pensiamo al turismo qui, o anche quali tipi di nuovi soggetti pensiamo, se uno passeggia in questi territori in Pontevedra, per esempio, trova come gli immigrati stiano per certi versi reinterpretando spazi che noi lasciamo, no? Certe case, certi edifici, certi spazi dai quali ci siamo ritirati e che nuove popolazioni stanno forse riusando. Nuovi tipi di turismi che dobbiamo immaginarci, riconoscendo che il treno costruisce il paesaggio, non è una cosa che appunto lo demolisce, ricordando che per esempio io quando ero piccolo, quando si mi diceva Svizzera, pensavo subito orologi e cioccolata, no? Oggi è interessante notare come se uno apre il sito turistico della Svizzera, la prima immagine che trova è quella di un treno, no? Allora forse lì è un segnale che ci dicono qualcosa di interessante, che non è il treno. Se lo dicono i svizzeri qualche ragione anche non ci sarà. E quindi vado verso proprio a chiudere, riflettendo su un altro caso. Penso che già oggi, però, prima che sia troppo tardi, non possiamo andare in là. Oggi che stiamo pensando agli studi preliminari, no? Stamattina l'assessore ce lo ricordava, siamo i primi incarichi volti a sondare la fattibilità dell'opera. Ad esempio, oggi che stiamo parlando di disciplinare di gara, dobbiamo subito domandarci come considereremo questa molteplicità di aspetti, no? Che quello che stiamo costruendo non sarà solo una linea, un tracciato, ma che dovrà tenere in conto, se vogliamo trarre qualche insegnamento dal caso della Valle Nostra e da altri casi, dovremo tenere in conto una pluralità di elementi. Condiziona in fondo il progetto che sto cercando, la ditta che sto cercando e i soggetti che staranno lavorando. Io penso anche che dobbiamo lavorare seriamente, dobbiamo dircelo, che non dobbiamo sempre lavorare verso la riduzione del danno, cioè cominciare a pensare ciò che la ferrovia non deve distruggere, ma dobbiamo pensare a ciò che la ferrovia deve costruire di nuovo, il paesaggio che vogliamo. Quindi mi interessa, certo, valutazione dell'impatto ambientale, certo, attenzione a tutti i problemi che incontreremo, non sto dicendo che dobbiamo distruggere il paesaggio, ma insomma stamattina si diceva per esempio come garantirà più qualità nella mobilità il ragazzo che va a scuola, questa ferrovia. Toccherà o non toccherà le zone industriali? Potrò andare a lavorare a Longarone in treno? Oggi no. Oggi anche se abito a Ponte o a Calalzo, non posso pensare anche se ce ne fosse uno ogni 10 minuti, non potrei pensare di prendere il treno, arrivare a Longarone e andare a lavorare, perché la stazione è qui, la zona industriale è di là. Allora, queste cose per dire come quando penso alla qualità della vita. Perché, e qui veramente vado verso la chiusura, per me appunto piacerebbe che questo progetto rispondesse a una sorta di valutazione della qualità della vita quotidiana. Cioè dovrebbe essere quel progetto che alla fine mi dice, bene, ci serve, ci è servito, perché facendo una valutazione, non so come si possa fare questa valutazione, dobbiamo inventarci, ma deve dimostrare che migliorerà la nostra vita quotidiana di tutti, non solo dei turisti, ma anche di chi questo territorio ci abita e ci lavora. Per raccontarci storie più interessanti di quella che racconta questo nonno alla sua nipote. Questa è un'altra immagine che viene dal sito svizzero del turismo, no? Qui sembra esserci il nonno, presumo,
che racconta, vedi, vieni in treno e puoi goderti il paesaggio svizzero. Il nostro libro in futuro dovrà essere ancora più ricco, dovrà dire, vedi, puoi raggiungere la scuola, l'ospedale, il mercato, il lavoro in maniera più piacevole, non solo andare a sciare o a divertirti, ma anche a spostarti quotidianamente usando il treno. Ecco, scusate, sono stato un po' rapido e forse ho preso troppo tempo, ma vi ringrazio per l'attenzione.